Il gruppo dopo un vertice ha deciso stabilimenti produttivi chiusi fino al 14 aprile. Restano aperte solo la divisione ricerca e sviluppo a Pordenone, il magazzino ricambi di Porcia ma con orario ridotto e le portinerie. Una scelta dettata dall'emergenza Covid-19, ma non solo. E tutto ruota attorno al Covid, alla pandemia, ma una parte è dettata dall'esigenza di bloccare tutto e dall'altra iniziano i primi problemi di gelata del mercato in tutta Europa perché le attività sono tutte ferme. Tutti i lavoratori saranno in cassa integrazione, a rientro saranno organizzati in turni ridotti. Ai lavoratori, per non perdere il reddito, è stata offerta l'opzione di trasformare parte della cassa integrazione con coperture di ferie o permessi. Ricordiamo che 2 lavoratori dello stabilimento di Susegana sono risultati positivi al coronavirus. RSU aveva proposto il tampone per tutti, inoltrando la richiesta all'ULSS 2 Regione e Ministero, ma l'azienda ha ritenuto più opportuno rintracciare i lavoratori venuti a contatto con i malati. La preoccupazione dei lavoratori è alta, è sempre stata alta in questi giorni, non a caso abbiamo fatto una settimana intera di sciopero dall'8 in poi di marzo per chiedere che si chiudesse tutto, ma anche allo stesso tempo capiscono, i lavoratori sono preoccupati per quale sarà la situazione alla ripartenza perché ci sono già i primi segnali appunto di crisi di mercato. Poi Augustin Breda lancia una frecciatina contro le aziende che dovrebbero essere chiuse. In provincia di Treviso ci sono troppe aziende aperte ancora e auspichiamo che le nuove regole che ha imposto Conte, che il governo ha imposto, gli accordi con i sindacati portino alla fine a chiudere l'intero sistema produttivo non essenziale. Il governo, spiega, deve trovare delle soluzioni non solo per i lavoratori dipendenti. È anche essenziale che oltre alla cassa integrazione che copre il reddito per i lavoratori dipendenti si trovi una soluzione, il governo e la regione trovino una soluzione per i lavoratori precari o delle agenzie di somministrazione che attualmente sono sospesi senza reddito. Questo è inaccettabile, in una fase emergenziale come questo il reddito va dato a tutti.